Siamo nati nel 1965, nel dicembre 65, da una costola dei Baronetti, che era un complesso sassarese degli anni 60. La prima serata è stata al Gonzales, così si chiamava, un localino lì a Sassari, in piazza Colonna Mariana. Da lì abbiamo iniziato a suonare nelle sale di tutta la Sardegna e nelle piazze, nelle famose feste di piazza, finché nel 66 la RCA ha indetto un concorso per complessi e cantanti solo per la Sardegna, perché voleva scoprire dei talenti che erano appunto in Sardegna. Abbiamo partecipato a quel concorso, l'abbiamo vinto e quindi siamo entrati di diritto all'RCA. Nel contratto era previsto un contratto appunto con la RCA e l'incisione di un disco. Da lì è nata nel 67 la famosa Fatalità, una canzone che ha avuto un certo successo a livello nazionale. Poi sono seguite altre incisioni, 33 giri, 45 giri, finché poi, per ragioni che qua sarebbe troppo lungo dire, abbiamo rotto con la RCA e ci siamo messi in proprio fino agli anni 90. Agli anni 90 c'è stata una svolta, abbiamo smesso di cantare in italiano e abbiamo iniziato a cantare in sardo. Da lì sono nate canzoni come Bada Lontana, Convocheria, Pensendiatie, e adesso siamo a questo punto, nel senso che continuiamo a produrci da noi e a cantare dei brani in sardo, però rimanendo soltanto in Sardegna.